Ritorni sul grande schermo con il film di Umberto Carteni. Cosa ti piace del film di Umberto e cosa ti ha spinto ad accettare questo ruolo? Mi ha spinto innanzitutto il fatto che si trattasse di una commedia, avevo voglia di confrontarmi con la commedia e mi ha spinto la sceneggiatura che ho trovato divertente, il racconto di questi due realtà, nord e sud, apparentemente e anche, insomma, non solo apparentemente molto distanti, molto diversi e opposti quasi, che però trovano in qualche modo all'interno di questa storia il modo di parlarsi e di insegnare qualcosa l'uno all'altro, quindi sì, mi divertiva questo. Poi anche, devo dire, anche l'idea di tornare a lavorare con Riccardo, che era un po' che non lavoravamo insieme, col quale insomma si lavora sempre bene. Bene, grazie. Allora Riccardo, invece, il film racconta la storia di Costanza e di Valentino, interpretato appunto da te. I due vivono a Milano, hanno fondato questo famosissimo brand nel mondo del design. E quanto pensi sia importante portare sul grande schermo il Made in Italy, il design Made in Italy? Certo, il nostro design in questo film è un po' particolare perché facciamo sedie a tre gambe, divani di alluminio che diciamo fanno andare le persone dall'ortopedico sostanzialmente, quindi la funzionalità di questi oggetti è un po' al limite. Chiaramente noi raccontiamo il film è una commedia e quindi cerchiamo di ironizzare. Penso che il design sia molto importante, il design italiano è importantissimo e siamo capaci di fare delle cose incredibili. Per cui, però, vedete questo film, c'è un design interessante in questo film. Il nostro design è meglio non esportarlo. Meglio non esportarlo. È meglio no, insomma, che rimanga nostro. Assolutamente. Allora, una domanda per tutti e due. Allora, in questo momento di difficoltà, diciamo, del cinema, quanto è importante sostenere la sala e qual è l'augurio che vi sentireste di fare al cinema? Allora, non solo è importante per noi andare al cinema, per lo spettatore, per se stesso andare al cinema, non per sostenere il cinema o sostenere la sala, perché il cinema ci fa bene. Il cinema è proprio nutre la nostra anima, anche una commedia come questa ti racconta qualcosa di te, ti racconta qualcosa della società in cui vivi, ti lascia qualcosa dentro e oltretutto è un'esperienza condivisa insieme a delle altre persone che non conosci ma che sono vicine a te, che respirano con te, che si emozionano con te o che ridono con te, quindi è qualcosa di necessario secondo me proprio per noi come spettatori prima di tutto. Concordo totalmente, non aggiungo altro. Un'ultima domanda, allora, che esperienza è stata avere Pappalardo sul set? Stupendo. Beh, stupenda, abbiamo fatto quella scena, il finale che è capolavoro, noi eravamo veramente emozionati. A parte l'energia che sì, a noi ci dà proprio una pista. ma veramente cioè, è stato bravissimo, veramente, pazzesco, anzi lo un'energia salutiamo, contagiosa. grande Adriano. Invece che tipo di guida è stato Umberto Carteni, il regista sul set? Umberto è stato bravissimo perché non era facile comunque dirigere, è un film anche molto coraggioso, cioè siamo in tanti in scena, spesso eravamo in tanti in scena. La comicità poi la commedia è un genere complicatissimo, difficilissimo perché ha delle regole precise, è matematica, quindi no, non è che si può tanto improvvisare, devi rispettare delle regole precise, far ridere non è facile. E ironizzare e portare all'esasperazione queste due realtà, nord e sud, senza però poi scadere nel grottesco o totalmente nell'inverosimile, era anche una misura difficile da trovare, quindi penso sia stato veramente bravo Umberto. Beh, io Umberto lo conosco da sempre, perché con me ha fatto 3 metri sopra il cielo, faceva l'aiuto regista del film, per cui con le moto abbiamo vissuto momenti memorabili. Ero ventenne, per cui rilavorare con lui è stato bello, bellissimo.